Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano. Scusate, sono un po' acciaccato. Oggi voglio far vedere una collezione un po' curiosa. La mia collezione di statuine, insomma, di action figure dei calciatori. Sono delle caricature, diciamo, certe degli anni 90, certe invece prese recentemente. E di trofei invece nelle varie Coppe del Mondo, Champions League, medaglie, robe così che ho preso su un sito. E niente raga, direi di cominciare. Ecco, ho completato, diciamo, dovrò prenderne altri, tanto ho completato questa bachechina. E si parte, ragazzi. Primo giocatore, Ruud van Nistelrooy, maglia Manchester United. Cristiano Ronaldo, sempre maglia Manchester United. David Beckham, Manchester United, il primo Beckham, diciamo. Juan Sebastian Veron, maglia Manchester United dorata. Titi Henry, Arsenal. Patrick Vieira, Arsenal. Alan Smith, Leeds United. Michaelino Owen, Liverpool. Marcolino Royce, Borussia Dortmund. Rivaldo, Barcellona. Gaiz Mendieta, Barcellona. Ronaldinho, Barcellona. Mario Melchiot, Olanda, maglia 2004, stupendo, soprattutto per quello giocatore. Alan Shearer, Inghilterra. Dopo andiamo giù. Luca Toni, Italia 2006. Marco Tardelli, Gianfranco Zola, Parma. Marchegiani, Lazio. Luca Bucci, Parma. Darione Hubner, Brescia, Piacenza. Andriy Shevchenko, Milan. Alvaro Recoba, maglia Venezia Bianca. Questo è quello che vale anche di più, ragazzi. L'ho pagato più di 60 euro. Manuel Rui Costa, Fiorentina. Gabriel Omar Batistuta, Fiorentina. Abel Balbo, Roma. Francesco Totto, il grande Totti. Maglia Roma, la mia preferita è quella della Champions, così era stupenda. Pavel Nedved, Lazio. Hernan Jorge Crespo, Lazio. Quella è la maglia di Nedved e la maglia di Totti di Nedved sono le mie preferite di Roma e Lazio. Dopo andiamo giù, la parte centrale la facciamo vedere dopo. Signori, Lazio. Paul Gascoigne, Lazio. Aaron Winter, Inter. Nicolino Berti, Inter. Il fenomeno Ronaldo, Inter. Toldone, Inter. Adriano, Inter. Bobone Vieri, Inter. Leroy Michel Platini, Juve. Ravanelli, Juve. Del Piero, Juventus. Trezeguet con un colorito curioso, Juventus. Alan Boksic, Juve. Didier Deschamps, Juventus. Scusate. Ultima fila. Gianluigino Buffon, Juve. Di Livio, Juve. Edwin van der Sar, Ajax. Jari Litmanen, Ajax. Ginola, West Ham. Aston Villa, se non mi ricordo, ho un dubbio omletico, oh madonna. Leonardo, PSG. Moller, Borussia Dortmund. Mancini, Sampdoria. Philippe Cocu, PSV di Eindhoven. Ronald Koeman, Feyenoord. Zidane, Francia. Claudio Lopez, Lazio. Lechkov, Marsiglia. E Mark Overmars, maglia Arsenal fantastica della JVC gialla. Stupendo, Marcolino Overmars. E adesso andiamo alla sezione AC Milan di Milano. Intanto vediamo la Coppa del Mondo in miniatura, l'Europeo in miniatura, la UEFA Champions League in miniatura e la Premier League in miniatura. Andiamo, scusate ragazzi, ho un crampo al braccio. Seba Rossi, Costa Curta, Paolino Maldini, Francuzzo Baresi, Giorgione Weah, Robertino Baggio, Leonardo, Oliver Bierhoff, Super Pippo Inzaghi, Sheva, maglia 2004-2005, pallone d'oro, Riccardino Cacà, Rud Gullit, Marcolino Van Basten, Uragano Franklin Rijkaard, Clarence, Effetto Serra, Seedorf. Niente, questi sono diciamo le statuine dei calciatori che ho collezionato fino adesso, cioè, ripeto, certi tipo Rui Costa, Batistuta, prese addirittura negli anni 90, certi tipo Sheva, Leonardo, Seedorf, Gullit prese recentemente. Poi qua come collezione comunque calcistica mi sono messo il quadro di Andriy Shevchenko, mio idolo indiscusso, cioè già dai tempi della Dinamo Kiev, anche la maglia della Dinamo, quindi insomma l'ho amato prima ancora di venire nel Milan. E qua vabbè, il rigore più bello della storia del calcio, per noi milanisti ovviamente, il rigore di Manchester. Poi qua delle robe calcistiche c'ho la sciarpetta del Venezia,
il cuscinotto da stadio del Milan e del Venezia, che abbiamo Grogu, ciao Grogu, e qua abbiamo la sciarpetta della C Milan di Milano. Onestamente a questo punto altre cose calcistiche non ne ho, comunque facciamo un'altra bella panoramica dei giocatori che sono veramente fatti da Dio. Secondo me non rendono moltissimo in cam, però ve lo assicuro sono fatti veramente bene, dipinti a mano, proprio tanta roba. E niente ragazzi, adesso andiamo invece dalla parte della bacheca per vedere i trofei, presi, devo prenderne altri, però intanto sono preso quelli che insomma quelli diciamo che tra i miei preferiti, ecco, come forma. Eccoci qua ragazzi, e adesso vediamo queste chicche bellissime. Ho preso le versioni in piccolo perché quelle grandi costavano anche cifre impossibili. Forse quelle quando il Milan vincerà la Champions, quindi fra 30 anni forse potrò, mi comprerò la versione da 500 euro della Champions. Ora analizziamo nel dettaglio l'europeo vinto dall'Italia. Cioè guardate com'è fatta ragazzi la coppa, bellissima, con la relativa medaglia d'oro della vittoria di Euro 2020. Cioè questa l'avevo fatta benissimo, appena abbiamo vinto, invece che ho fatto l'ordine ragazzi, tipo abbiamo vinto l'europeo, dopo la coppa alzata al cielo dal chiello, ho fatto l'ordine. Eccola qua. Poi Coppa del Mondo, anche questa è fatta molto bene. Eccoci qua. Diciamo che la versione un po' più grande era più bella, però erano 150 euro in più, sinceramente anche no. Ok, poi qua abbiamo due medaglie. Questa è quella di Manchester 2003, proprio con il nastro originale del 2003, stupenda sinceramente. E qua abbiamo invece quella di Atene del 2007, vediamo anche la scritta Atene finale 2007. Tanta roba ragazzi, tanta roba. Eccoci qui. E poi abbiamo lei, la UEFA Champions League. Ora diciamo che questa la prendiamo anche in mano. La Champions League, diciamo, quelle più grandi sono fatte sicuramente meglio, ma già questa costava abbastanza, quindi ho detto, cioè, intanto ci accontentiamo della versione più piccolina. Però raga, è vero che forse la scritta non è super, cioè nel senso magari da vicino non si vede perfettamente la scritta, però se noi analizziamo la coppa da lontano, cioè è la Champions raga, è la UEFA Champions, c'è poco da fare, ed è proprio anche, cioè è pesante anche ragazzi, cioè quello è il bello, che comunque anche ha una sua consistenza, non è un giocattolino. Eccola qua, la UEFA Champions League in tutto il suo splendore. Aspetta che la rimettiamo al suo posto. Eccoci qua. Aspetta che qua sono... Ok, io direi di metterla così. Perfetto. Anzi, scusate, eccoci qua. Ora ci siamo. E niente raga, questi sono i trofei. E adesso voglio prendere chiaramente che ho visto, c'è il campionato italiano, però la Serie A, e sono un po' scaramantico, vorrei aspettare di capire come funziona, come va a finire questo campionato. In ogni caso lo prendo lo stesso, però se succede quello che non potrà mai succedere perché l'Inter e il Napoli sono superiori, la vorrei ordinarla come per l'Europeo un minuto dopo, però ripeto, è un sogno quasi irrealizzabile purtroppo. Aspetta che qua abbiamo, ecco, boh. E niente raga, così, quindi quando ci saranno nuovi acquisti sicuramente vi farò vedere le nuove coppe. Ripeto, il campionato italiano è la prima che voglio prendere, poi mi piace anche la Coppa Italia, che è fatta bene, che anche là siamo in corsa, fatalità. Poi ci sono altre medaglie, purtroppo della Champions, le prime sono del 92, cioè no, scusami, del 96, 97, forse comunque non c'è quella del 94 di Milan-Barcellona, tanto meno quelle contro lo Steaua, col Benfica e sì, degli anni diciamo fine 80-90 e del 63.
E niente ragazzi, dopo c'è anche la Premier League che è bellissima, che sia una coppa insomma che non è che va tanto a... almeno per noi italiani non è così importante perché non siamo inglesi, però è fatta benissimo, è bellissima, mi piacerebbe prendere insomma, farmi la bacheca piena con tutti i trofei più belli. C'è la Coppa UEFA anche che purtroppo il Milan non ha vinto, però insomma chi se ne frega. E niente ragazzi, quindi questi saranno i prossimi acquisti che qua poi voglio mettere anche altre statuine di calciatori, vari quelli più importanti, magari l'edizione col pallone d'oro tipo Cruyff, Maradona, Van Basten pallone d'oro, che costano anche un po' di più, però secondo me ci stanno bene con i trofei qua della Coppa, della Champions League, del Mondiale, degli Europei e delle altre coppe che vado a prendere. C'è anche la Supercoppa Europea, proprio un'edizione bella anche proprio del Milan nel 2007, anche quella la voglio prendere, però è che chiaramente è tutta roba che viene dall'Asia e quindi ci vogliono anche 2 mesi per comprare, per far arrivare il tutto a casa. Cioè conta che la Champions League e la Coppa del Mondo sono tutti 2 mesi e mezzo, l'Europeo un po' meno, un mese. Buono raga, saluto il comandone veneziano, il prossimo video sarà sugli acquisti di marzo, non sono tanti però sono belli e cicciotti. Raga, alla prossima, ciao!